Ciao a tutti e benvenuti nel nostro nuovo video. Allora, oggi è la mattina di Natale, vero? Esatto. No, invece è il 3 di aprile e il regalo che ci ha fatto la montagna oggi è una neve spaventosa, cioè pazzesca, incredibile. La famosa neve di primavera. Non è che è nevicato il primo Sì, aprile. un paio di giorni fa, Sì. cioè ma anche ieri. È caduta anche stanotte, è freschissima. Freschissima, È una farina. guardate. E non abbiamo le ciaspole. Niente ciaspole. Oggi siamo in Val Cagliamento, sempre qui in Lago Rai. Abbiamo parcheggiato a Malga Val Trighetta e andiamo in cerca di un bivacco. Ma le premesse Sono ardue. sono simpatiche. Buona visione! In questa vallata, in una giornata così, era proprio l'ideale di farla con le ciaspole, vero? Averle. Invece stiamo aprendo il sentiero. Abbiamo sfruttato per qualche metro la scia di uno sciatore, faceva sci alpinismo, invece adesso basta, il terreno è immacolato. E già è la seconda volta che veniamo qui in Val Cagliamento e non troviamo mai nessuno. Perché non venite qui? È bello, guardate, vedete che bello? Potete venire, vero? Bellissimo, tranquillo. A noi adesso piace perché piace stare da soli. Veramente stupendo. Quindi se sapete che è appena nevicato potete venire qui e farvi una ciaspolata fenomenale in una cornice d'incanto, bellissimo. Qui troviamo anche una fonte d'acqua che funziona anche con la neve. Sì, perché ha nevicato da un paio di giorni, quindi non è proprio ghiacciato. Ottimo, c'è anche una fonte d'acqua già che arriva. Vedete il sentiero fatto da noi Fabio. e sentiero da fare. Allora siamo alla nostra prima oretta di cammino, abbiamo fatto 1,7 km, quindi con la neve così 20-30 cm i tempi di percorrenza sono quasi un terzo. E abbiamo fatto questa strada qua una simile nell'escursione precedente e avevamo fatto 2,5 km in mezz'ora, e invece oggi la prima mezz'ora eravamo a 800 metri, quindi questa è la differenza tra affondare nella neve e avere una strada pulita. Stiamo continuando qui per la valle e vediamo fin dove riusciamo ad arrivare. Comunque un luogo di incanto. Piccolo aggiornamento, allora abbiamo fatto tutta la valle fino a qua. Qua siamo arrivati a Malga Casa Bolenga, che è questa. Proviamo ad andare quindi su a Malga, vediamo se c'è una postazione cibo.
Vero? Sono d'accordo. Hai fame? Tantissima. Proviamo a dare un'occhiata lì. Comunque già arrivare qui è un bel traguardo oggi, dai. Abbiamo messo 1 ora e 45, quasi 3 km e siamo in altitudine di 1600 metri. Bene? Bene. Andiamo lì su adesso. Sì. Ete Maiga, Casa Bolinga, 1632. E c'è chiuso. Neve al polpaccio. Vediamo adesso se riesce a entrare lì. Vedo già una panchina. Siamo qui alla Malga. Stiamo guardando un po' dentro dove c'è una posizione pro cibo. E abbiamo trovato questa tettoia. Una panchina qua quasi a terra, però qui dentro magari siamo riparati un po' dall'aria. C'è anche un appendino e ci facciamo da mangiare qui. Ci stiamo attrezzando per il pranzo. Ho messo su un po' di acqua, che abbiamo i soliti gnocchetti tirolesi, uova sode che sbuccia già naturalmente, Sbucciate male. sbucciate Il mio benissimo. sport preferito. Poi ci mettiamo del fungo e basta. E abbiamo un po' di prosciuttino da mangiare di aperitivo. Abbiamo il pane di Didi. Dov'è? Dai. Il nostro nuovo panificio di Rosa Didi. Oh, bolle, bolle. Gnocchetti cagliati. Adesso, avanti. Un po' di tè caldo. Fumante. E uvetti sodi. Buoni. Beh, sì, c'è anche del prosciuttino cotto qua. È prosciutto di Praga. Di? Di Praga, quello affumicato. Affumicato di Praga. Ah, che bello aperitivino. Ma che bello. Cereali tostati. Ma che bello. E mani ghiacciate. La giornata si fa grigia e nevosa. Ma noi che ce frega, no? Noi mangiamo. Olè. Piattino pronto e buon appetito. Tac. Allora è arrivato il momento del caffè, oggi Big Mocha, quella un po' più groccia, che le ultime volte sono stati sempre quelle bocca fiappa. Op. Oggi abbiamo un dolcino, qui dentro c'è il marzapane avvolto da cioccolato e noce. Vuoi vedere l'interno? Prova. Quella roba di Natale, amore? Sì, perché oggi è Natale, guardate qua. Super Natale. E super brutto tempo che sta arrivando. Cosa? Buon caffè. Cioè, già hai detto niente stavolta? Penso sia la prima volta in assoluto che non mi disturbi mentre vi dico buon caffè. Disturbi, mi sono concentrata, apprezza la cosa. E ti mangio anche l'ultimo marzapane. No, no! Super coffee. Si vede che sta nevicando. Come fiocca. Allora abbiamo mangiato, adesso abbiamo rimesso qua tutto in ordine, tutto pulito, le immondizie sempre a casa. Sta nevicando e ci stiamo attrezzando per non bagnarci. Quindi ci siamo messi le antipioggia sopra il giubbino. Quindi abbiamo Esatto, un altro il piumino cuscino. sotto,
più o meno sotto e questo qua sopra, così siamo belli imbottiti, perché adesso senza il sole c'è freddissimo. Volevo farvi vedere che questa mattina per un pezzettino abbiamo tenuto i ramponi e si è fatta una paglia qua di ghiaccio che non viene via. Viene via con niente, ci porteremo a casa. E quindi adesso ci attrezziamo, vedete, anche col copri qua, copri zaino, e cominciamo a tornare. È cambiato un po' il panorama, vero? Leggermente. Mamma mia. Com'è? È bellissimo. Sembri un pufo! Mi piace sempre passare vicino a queste cataste di legno, che c'è un profumo di legno, di resina, di pino, stupendo. Chi se li aspettava? A casa nostra ci sono già tutti gli alberi in fiore, sono sbocciati tutti i fiori ovunque, proprio primavera inoltrata. E questa è la famosa coda dell'inverno, la neve di aprile. È la tipica neve d'aprile. Aprile dolce nevicare. Allora siamo arrivati vicino alla macchina e la nostra escursione oggi è stata molto semplice. Vediamo un attimo, cambiamo posizione. Allora, in tutto 4 ore tra camminata e cibo, e abbiamo fatto 7 km e 200 metri di dislivello. È stata a numeri semplici, però è stata un po' faticosa stamattina perché dovevamo pestare la neve e fare sempre la traccia, la prima traccia, e basta. Però è stata una bella sorpresa questa bellissima nevicata. Qui ci siamo fatti l'andata con il sole Splendido. super premio e il ritorno con la neve. Quindi cosa voler di più? Cosa voler di più? Comunque super semplice, adatto a tutti questo percorso. È bellissimo. È bellissimo. Sì, stamattina non sapevo se il nome era giusto, Malga Val Trighetta, c'è proprio scritto ed è giusta. Dove abbiamo parcheggiato, sì. Dove abbiamo parcheggiato. Consigliato a tutti, venite qui nel Lago Rai. Ciao e alla prossima avventura. Ciao ciao!